E mille modi di passare la domenica. I casalinghi, per esempio, preferiscono stare in casa, a do gianchi in cucina, a mettere stucca ai vetri o a fare pulanche a terrazza che poi va a dormire con il gatto. Quelli appassionati a pesca, invece si pigliano a canna, o salaio, o sacchetto di lenze e vanno a cercare un posto dove non si gli pesci. Per i caccioi invece è tutt'altra cosa, loro vanno a colpo sicuro, cacciagione che ne ha brutto. Basta dare una stupidità per l'aia che viene sempre su qualcosa. Vede partire certi caccioi, pa che vadano in te indie olandesi alle grandi cacce, han cartucce di tutte le qualità, da levre, da passue, da sisi, da rati pernughi, da grigue, da erbui, da miagette, giacca de camuscio, magiun, scarpe da montagna e due poveri ken che per un po' de supa che tu che sta a sentire suo padrone in sul treno a sparare tanto grosse che se cadrissero pei e che vengono crescentin. I motoristi invece shortano in casa qua d'automobile sintetizzata, arvan gaso e scappamento e dopo aver angusciato ben partan con un assetto de re che naturalmente va sempre a finire allo spià. I tifosi do ballon a domenica mattina fanno gargarismi decolorato per andare a sbraggiare tutto dopo pranzo un suo campo a 22 seguei che ogni caso che danno a brutti in to ballon pigiano 100.000 franchi, senza contare che quando che danno anche a testa, essendo più a tariffa, a pagare doppia. Non parliamo poi del calcio di rigore che non è di né da pagarlo. Mi invece a domenica me ne vado a sugare bocce. Me parto di in casa que me 2 bocce sintetiche radiocomandate. Basta che molentera che van dritte in su balin. Ciuiti son lunghi e ciughe da ben. La trota sugando a votri, mantio il balin a San Pedena, quasi vicino alla lanterna. Sapete cosa ho fatto? Ho tionta lanterna e del repico ho pigiato il balin e lo mando a caricamento. Meno guagno mai ai punti, io vinco sempre per abbandono. E se qualche dunque vuole bregame, come aspette domenica Serbin.